Questa sera, 21 ottobre, in 3 zone della diocesi, abbiamo fatto degli incontri interforaniali per presentare ai responsabili pastorali i nuovi statuti degli organismi di partecipazione, in particolare lo statuto del Consiglio pastorale parrocchiale, delle unità pastorali e del coordinamento foraniale. C'è qualche novità rispetto al passato che riguarda soprattutto il rapporto tra parrocchia nell'unità pastorale, il coordinamento delle parrocchie tra di loro a livello di unità pastorale. Vorremmo che attraverso il traino, la forza che viene dall'equipe, vari consiglieri appartenenti alle varie parrocchie insieme maturino una capacità di progetto, di programmazione, di verifica dell'azione pastorale dentro il territorio delle parrocchie della stessa unità pastorale.